Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati con l'informazione su infofriulitv.net. Apriamo subito con la cronaca, per dire che un cittadino italiano di 42 anni, residente in provincia di Udine, è stato arrestato dalla polizia per essersi fatto consegnare un pacco in arrivo dai Paesi Bassi contenente un flacone da 1 litro della cosiddetta droga dello stupro. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di ecstasy liquida. L'indagine della squadra mobile di Udine è cominciata giovedì scorso, quando si è appreso dell'arrivo di un pacco sospetto all'indirizzo dell'uomo già noto alle forze dell'ordine. Intervenuti al momento della consegna da parte del Corriere, i poliziotti hanno aperto il pacco davanti al destinatario, trovando al suo interno un flacone di plastica contenente un liquido che, dopo l'accertamento chimico e strumentale in laboratorio effettuato dal Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Padova, è risultato quasi interamente composto da acido gamma burritoralone, comunemente chiamato droga dello stupro, in quanto più volte è stato impiegato per eliminare i freni inibitori delle vittime fino allo stordimento. Durante una successiva perquisizione la polizia ha rinvenuto e sequestrato anche un altro flacone di minori dimensioni in cui vi era contenuta una parte del liquido simile a quello appena ricevuto dallo spedizioniere, alcuni grammi di marijuana e un bilancino di precisione. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere a Udine. L'arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare agli arresti domiciliari. Parliamo adesso di mascherine, perché la Guardia di Finanza di Ancona ha sequestrato 500.000 mascherine non conformi e prive di requisiti di sicurezza e €500.000 come profitto di reato, denunciando 9 persone. Nell'ambito dell'operazione Mask-Cov sono stati prima sequestrati dispositivi di protezione non sicuri presso alcuni depositi commerciali, dove erano stati stoccati successivamente anche presso le strutture dove erano stati distribuiti: residenze per anziani, strutture per la riabilitazione dei soggetti deboli, enti di assistenza, ambulatori medici, farmacie, poli specialistici sanitari, del tutto ignari della reale quantità dei prodotti acquistati. Le ricerche e le attività di perquisizione sono state eseguite anche in aziende e strutture sanitarie di Ancona, Osimo, Iesi, Fabriano, Fermo, Senigallia, Camerano, Falconara Marittima, Sirolo e presso l'aeroporto di Bologna. Qui, insieme al personale delle dogane, sono state sequestrate circa 420.000 mascherine, anche in provincia di Udine, requisite con decreto del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 su richiesta dei militari della Guardia di Finanza e dei funzionari doganali. Ulteriori 80.200 dispositivi, tutti sprovvisti di idonea certificazione UE. E adesso ci trasferiamo ad Aquileia con il primo servizio. Assessore Callari, è un momento di alta spiritualità la venuta di Monsignor Pizzaballa qui ad Aquileia nella giornata dei santi Ermacoro e Fortunato. Assolutamente sì, anche per quello che rappresentano questi santi per tutto il Friuli Venezia Giulia. Io in maniera particolare faccio parte di una parrocchia dove questi due santi vengono particolarmente venerati, quindi per me è anche un onore essere qui a rappresentare la regione in questo momento. I santi sono per noi in questo momento rappresentativi dell'unità regionale, perché noi vogliamo in qualche modo dire quello che siamo, vogliamo assolutamente affermarlo, quindi per noi non è solo un momento di spiritualità, ma è anche un momento di forte identità anche culturale di questa regione, e nell'ambito di questa manifestazione la regione sarà presente sempre in ogni caso. Monsignor Pizzaballa ha detto che questo deve essere un collegamento tra Gerusalemme ed Aquileia, che deve essere l'inizio di un cammino. Assolutamente, una volta questi cammini spirituali erano molto più, diciamo, in qualche modo frequentati, adesso un po' di meno, però noi pensiamo che questo, soprattutto in questo momento che
con Israele, in maniera particolare noi abbiamo un legame molto importante anche come regione, anche per tutta una serie di attività, quindi assolutamente d'accordo su questo tipo di aspetto. Sua Beatitudine, l'appuntamento di oggi ad Aquileia ha un significato molto profondo, molto particolare, lo si vede anche dalle presenze delle persone. Sì, è molto confortante vedere questo interesse verso la Terra Santa, verso la città di Gerusalemme. Aquileia e Gerusalemme sono due città che si parlano, due città patriarcali con una storia importante. Aquileia è stata la porta attraverso la quale poi il cristianesimo è entrato in Europa. E mi piace dunque vedere questo collegamento che spero solo sia oggi l'inizio di un lungo rapporto che possa portare frutto ad entrambi. Adesso ci trasferiamo a Forni di Sopra, per la precisione, per dire che il nuovo percorso adatto a tutti, sia alle famiglie che alle persone più sportive. Un giro nella natura incontaminata e nella spiritualità. Camminando tra i boschi che circondano il paese potrete vivere un'esperienza a pieno contatto con la natura e la storia. I Christines, piccole chiesette private rette ex voto da famiglie del luogo, sono la testimonianza concreta della devozione degli abitanti del luogo, che la costruivano anche per ricevere protezione in mezzo ai boschi. Il percorso completo dei 9 Christines e delle tappe bonus è lungo 21 km, ma si può suddividerlo per affrontare anche solo una parte dell'intero cammino. Domenica prossima la prima escursione organizzata dalla rete di imprese Forni di Sopra Dolomiti in tutti i sensi e promoturismo. Ritrovo alle 10 a Forni di Sotto con l'accompagnatore e istruttore Romano Padugnac. Prenotazione necessaria a info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it. E adesso parliamo di Covid con lo spot per quanto riguarda le vaccinazioni a cura della regione Friuli Venezia Giulia. Sono sai che vaccini sono alla sterilità? Non faccio da cavia per i vaccini. Sai che i vaccini sono pericolosi. mica sai che vaccini sono pericolosi. In Friuli Venezia Giulia sono state colpite dal virus più di 100.000 persone. Solo nella nostra regione il Covid-19 ha ucciso quasi 4.000 persone. È una strage che solo il vaccino può fermare. Vaccinarsi è una scelta responsabile, non permettiamo al Covid di colpirci ancora. Fidiamoci della scienza. Guardiamo ai fatti. E ora nel prossimo video parliamo di noi come gruppo Horizon Friuli TV. E con questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, gli aggiornamenti nel corso della giornata sul nostro sito friulitv.net. Buon pomeriggio a tutti e alla prossima. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.